Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, subito i titoli di questa edizione. Ancora violenza a Palermo, 2 universitari straniere e un giovane palermitano aggrediti nel mercato della Bucciria. I 3 hanno fermato una pattuglia raccontando di essere stati accerchiati, aggrediti e picchiati. Il maltempo frena il carnevale in molti comuni dell'isola. Le forti raffiche hanno costretto ad annullare diverse sfilate in maschera, confermate invece a Mister Bianco e a Cireale. C'è il banco farmaceutico, attivo da qualche giorno in tutte le città siciliane per sostenere le oltre 100.000 famiglie che hanno difficoltà ad acquistare le medicine. La protesta dei trattori oggi nel Ragusano. Non convincono gli agricoltori le promesse del governo sulla riduzione dell'IRPEF. Per De Luca di Sud chiama Nord c'è un complotto per spingere i coltivatori ad abbandonare le terre. Messina Denaro non è stato tradito e non c'è stata nessuna trattativa. Dietro la sua cattura un anno fa un errore del boss. A rivelarlo lui stesso negli ultimi verbali. E poi il calcio, Serie B, il Palermo vince sul campo della Feral Pisalò per 2-1. Catania domani torna al Massimino contro la Casertana e prova ad inseguire una vittoria che manca da quasi un mese. Il Messina va ad Avellino per continuare a fare bene. Ancora violenza a Palermo, 2 studenti universitari in città per il programma Erasmus e un ragazzo palermitano sono stati aggrediti stanotte nel mercato della Bucciria. I 3 hanno fermato una pattuglia raccontando di essere stati accerchiati, aggrediti e picchiati. Maglio Viola. Ancora violenza a Palermo nei luoghi della Movida e non soltanto in quella. 2 giovani studenti belgi che partecipano al programma Erasmus in città sono stati picchiati alla Bucciria la scorsa notte, probabilmente a scopo di rapina, ma forse non soltanto. I 2 avevano appena trascorso la serata nel mercato storico del capoluogo siciliano quando sono stati accerchiati, minacciati e poi rapinati. Il gruppetto di aggressori voleva portare loro via i portafogli, secondo la prima ricostruzione. Gli studenti avrebbero resistito e ne è nata una lite. Sono intervenuti i carabinieri che non senza difficoltà sono riusciti a sedare la rissa. I 2 studenti sono stati portati in ospedale per essere medicati, sono in corso indagini per risalire agli autori della rapina che nel frattempo si sono dileguati. Si tratta dell'ennesima aggressione in città. Nelle scorse settimane si erano registrate violenze di tutti i tipi. Si va dalle aggressioni omofobe alle rapine, passando per le risse di strada scatenate per futili motivi. Una situazione che non sembra scemare neanche per effetto delle tante operazioni ad alto impatto condotte dalle forze dell'ordine, soprattutto dopo ben 2 omicidi maturati in questi contesti. Il maltempo che si è abbattuto anche sulla Sicilia nel weekend ha rovinato il carnevale in molti comuni dell'isola. Le forti raffiche infatti hanno scoraggiato gli organizzatori delle sfilate cittadine che hanno annullato e in alcuni casi rinviato i festeggiamenti. Simona Mazzone. Lo scherzo carnevale lo ha fatto ai siciliani. Col maltempo arrivato anche nell'isola in questo weekend, molti comuni hanno dimezzato o addirittura sospeso le manifestazioni. Altri non hanno voluto rinunciare. Questa è a Cireale, dove il pubblico nel fine settimana attende la tradizionale parata dei carri. La piazza è meno affollata del solito e i carri camminano lenti sul circuito, indecisi se esibirsi a causa del forte vento che va e viene. Sempre nel catanese anche Mister Bianco ha deciso di non annullare la festa e le sfilate, seguendo il cronoprogramma, e nel palermitano stessa decisione a Termini Imerese. Il maltempo del weekend ha scoraggiato però già da giorni gli organizzatori del Carnevale di Sciacca nell'Agrigentino, che hanno annullato rinviando ad altra data le manifestazioni. No a festeggiamenti anche a Paceco, Valderice e Alcamo nel Trapanese, Cinisi, uno tra i più gettonati, e Balestrate nel Palermitano. Sono giorni che l'eccessivo bel tempo, con temperature sopra le medie stagionali, preoccupa più per la questione siccità e colture rovinate. Certamente però questo vento che sta sferzando in tutta la Sicilia proprio nel weekend non è affatto piaciuto agli organizzatori dei numerosi carnevali isolani, dove alle spalle ci sono maestranze impegnate e denaro speso. Addirittura a Prizzi nel Palermitano è stata registrata una raffica a 168 km/h. Questa invece è Palermo, dove sono state decine e decine gli interventi soprattutto per il forte vento.
100. Alberi caduti, tetti danneggiati anche nella zona di Mondello, ma soprattutto in centro e nelle campagne. Ieri sera, probabilmente per le forti raffiche, sulla 19 Palermo-Catania, un camion che viaggiava in direzione del capoluogo etneo si è ribaltato tra Trabia e Altavilla Milicia, invadendo la carreggiata opposta. In Sicilia oltre 100.000 famiglie hanno difficoltà ad acquistare le medicine. Importante quindi donare farmaci attraverso il banco farmaceutico, attivo da qualche giorno in tutte le città della regione. Marco Gullà. Ci sono persone che non possono comprare nemmeno i farmaci per curare l'influenza o un raffreddore. La povertà sanitaria dilaga. Il rapporto della Svimez sui divari sanitari fra nord e sud rivela che circa 100.000 famiglie in Sicilia hanno difficoltà ad acquistare le medicine. È iniziata martedì scorso in tutta Italia e durerà fino a lunedì prossimo la 24esima giornata di raccolta del farmaco a favore del banco farmaceutico, un'occasione per dimostrare generosità nei confronti dei tanti che in particolare modo nella nostra regione sono costretti a rinunciare a curarsi. I dati che rileviamo a livello nazionale ci dicono che più di 1.600.000 abitanti, cittadini, non hanno la possibilità di accedere alle cure, 700.000 nel solo sud, 100.000 nella nostra Sicilia, un dato preoccupante che ci dice quanto oggi sia difficile acquistare un farmaco per chi non ha la possibilità di farlo. Quindi l'invito è quello di partecipare alla giornata del banco farmaceutico, di aiutare gli enti caritatevoli, dalla missione Speranza e Carità di Piaggio Conte a Vilanave, alla Caritas, a dare una mano alle persone indigenti. Persone indigenti come i senza tetto che vivono per strada. Molto spesso ci capita, come angeli della notte, di poter trovare delle persone tipo alla stazione, alla posta centrale, gente che in realtà con influenze altissime non avere possibilità neanche di un'aspirina, una tachipirina, qualcosa, e ha paura perché molto spesso sono ai limiti anche della legalità di andare in ospedale. È aumentata anche la richiesta da parte del Comune di sostenere le persone senza tetto, che purtroppo sono anch'essi aumentate. Quindi rivolgo un appello perché tutti possiamo farci carico di quelle persone che vivono in condizioni di povertà drammatica, e purtroppo si taglia col coltello, la povertà è veramente nettamente aumentata, di farci carico, ripeto, di queste persone, sostenendoli nel loro bisogno di assistenza sanitaria. Anche in Sicilia si celebra la giornata del ricordo in memoria dei martiri delle foibe. In una scuola di Catania consegnata la medaglia del Presidente della Repubblica alla nipote di una delle vittime. Manifestazioni in giornata anche ad Avola, Palermo e Siracusa. Emanuela Corsi. Mio nonno, era un poliziotto della polizia repubblicana e ha fatto il suo dovere e quindi è morto con onore. Giuseppe Bandeli, poliziotto italiano, è una delle vittime delle foibe, caduto nei territori di Istria e Dalmazia per mano dei partigiani jugoslavi nella primavera del 45. A ricordarlo è la nipote Maila, alla quale oggi gli studenti del Turrisi Colonna e del Cesare Battisti di Catania hanno consegnato una medaglia concessa dal Presidente della Repubblica nel corso delle celebrazioni organizzate dal prefetto Librizzi e dal sindaco Trantino. Tornando a casa nello svolgimento del suo lavoro fece una scorciatoia che da Trieste portava nella località di San Daniele del Carso, dove appunto abitava, e allora era italiana, oggi si chiama Staniel, e quindi in questo percorso purtroppo le mine dei partigiani lo hanno portato via. Secondo le stime degli storici furono tra i 5.000 e i 10.000 gli italiani uccisi nell'eccidio in Istria e Dalmazia durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al massacro seguì l'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati che durò oltre un decennio. Una pagina della storia per lungo tempo dimenticata e taciuta. Per questo dal 2005 è stata istituita la giornata del ricordo. Questa storia tragica della nostra storia nazionale, che per tanto tempo è stata dimenticata ma che evidentemente oggi assurge alla dignità della memoria. Protagonisti di questa giornata gli studenti che chiedono la pace e ricordano gli orrori delle guerre che continuano ad essere combattute. Questa giornata è molto importante anche per ricordare tutte quante le persone che hanno sofferto. Ci danno l'opportunità ai professori di diffondere questo messaggio, cioè il messaggio della pace. Questa guerra che fanno non ha senso,
pace in tutto il mondo. La cosa che ci dà speranza è che i ragazzi non si capacitino come mai l'uomo continui a sbagliare. Le rassicurazioni del governo non convincono agricoltori e allevatori. Secondo loro il taglio dell'IRPEF per chi ha un reddito al di sotto dei 10.000 euro non serve. Ieri le loro ragioni hanno raggiunto il palco di Sanremo e la protesta continua. Francesco Aloi. Ho espresso la mia disponibilità ad accogliere sul palco del festival le ragioni dei contadini. Amadeus legge il loro messaggio. Agricoltori e allevatori non ce la fanno più, vogliono misure concrete. Una delegazione della categoria ha incontrato la Premier Meloni ed il ministro Lollobrigida. Taglio dell'IRPEF solo per chi ha un reddito fino a 10.000 euro e non per tutti è una delle misure. Ma questo non basta. Non è una misura che può interessare e agevolare il settore agricolo, perché intanto l'IRPEF è appunto una tassazione sui terreni agricoli, di conseguenza le aziende agricole per sopravvivere e non vivere nel nostro territorio hanno dei redditi superiori a 10.000 euro. Il governo mette sul piatto milioni e milioni per il settore, 300 per aiutare chi lavora nei campi a rialzarsi dai danni dei cambiamenti climatici, 80 aggiuntivi per le garanzie a favore delle imprese agricole. Per chi protesta però serve di più, lo stato di crisi nazionale. Tutelare il Made in Italy è uno degli slogan dell'esecutivo, ma per agricoltori e allevatori resta solo tale. Non c'è una vera tutela, dicono. Per metterla in atto si potrebbe iniziare bloccando l'import di grano dall'estero. Il Made in Italy si fa appunto accompagnando e sostenendo queste realtà a partire dai territori. Intanto la regione siciliana ha dichiarato lo stato di calamità, ma le proteste continuano. E sulla protesta dei trattori è intervenuto al punto Cateno De Luca. Il leader di Sud Chiama Nord avanza il sospetto che ci siano in atto speculazioni internazionali per spingere gli agricoltori ad abbandonare le loro terre. Sentiamolo. In questo momento ci sono in circolazione anche in Sicilia dei compratori di terreni che li stanno comprando a 4 soldi, che devono fare impianti per quanto riguarda le energie alternative, e tutta questa strategia parte con un obiettivo ben preciso, sulla scorta della strategia dell'ambiente, come se l'agricoltura fosse l'elemento che da questo punto di vista inquina di più. Cosa succede? Succede che si abbassa quella che è la redditività dei terreni, si favoriscono le industrie delle carni sintetiche e anche delle farine di grille e sementi anche da questo punto di vista sintetiche, dopodiché l'operazione si consente sulla strategia anche della creare fonti alternative a questi faccendieri, di andare in giro presso aziende che ormai sono a fallimento e a comprarsele per 4 soldi. E questo sta succedendo già in Sicilia, questa è la realtà dei fatti. I miei documenti falsi vengono da Roma, lì c'è una strada in cui vanno tutti. Così parlava delle sue carte d'identità contraffatte Messina Denaro nei verbali dell'interrogatorio pubblicati ieri. Il boss non è stato tradito né ci fu una trattativa. Dietro la sua cattura un anno fa un suo errore. Laura Spanò. Gli ultimi verbali che riguardano Matteo Messina Denaro disvelati ieri mattina nel corso dell'udienza preliminare a carico di Laura Bonafede, sua ultima amante, dimostrano che non ci fu nessun traditore dietro la sua cattura. Il boss di Castelvetrano ha sempre saputo che in quel territorio dove ormai viveva da anni tutti lo adoravano come un dio e nessuno lo avrebbe mai tradito. Il sospetto fu invece paventato dal fratello del giudice Paolo Borsellino, Salvatore, dopo la cattura del boss a Palermo il 16 gennaio 2023. Per il fondatore del movimento delle agende rosse c'era il sospetto che questa cattura era ancora una volta frutto di un baratto con la criminalità organizzata. Mi aspetto di non vedere pagato nel prossimo futuro il prezzo di questa cattura, aveva detto Salvatore Borsellino. Non vorrei che la contropartita dell'arresto di Messina Denaro fosse l'abolizione dell'ergastolo stativo. I verbali dove è stata raccolta dai PM di Palermo l'ultima verità di Messina Denaro dicono altro, e a confermare che non ci fu nessun traditore dietro quell'arresto è Messina Denaro, arrivando ad una conclusione
conclusione che lo stesso spiega ai giudici arrivati al carcere dell'Aquila per interrogarlo quel 7 luglio scorso, appena 2 mesi prima di morire. Con la mente, dice il boss ai magistrati, ho ricostruito tutto come è stato il discorso, so che non c'è stato nessun traditore. La mattina che mi hanno arrestato la prima cosa che uno pensa è che qualcuno ha tradito, è stato tradito Gesù Cristo, e allora il colonnello mi ha detto, le assicuro che non l'ha tradita nessuno, e io non gli ho creduto. Poi ragionando ho detto, vero è, ho letto le carte e mi sono fatto pure una logica, mi avete preso per la malattia o per un errore mio, dirlo a mia sorella, perché gliel'ho detto, non volevo farmi trovare morta e nessuno in famiglia sapeva niente. Il boss si riferisce al fatto che l'appunto della sorella sulla malattia di Messina Denaro trovato nel bracciolo di una sedia fu l'inizio delle indagini che portarono all'arresto, ma Messina Denaro si preoccupava solo che la sua famiglia potesse venire a sapere della sua morte dai giornali. Politica regionale, fine settimana di riflessione in vista di un possibile rimpasto nella giunta Schifani. Obiettivo spegnere i malumori nella maggioranza di centrodestra dopo il doppio flop in aula all'Assemblea regionale. Maglio Viola. Venti di rimpasto nella giunta Schifani alla regione siciliana dopo il doppio flop in aula all'Ars della maggioranza di centrodestra, con franchi tiratori che hanno bocciato prima la norma salva ineleggibili proposta da Fratelli d'Italia, poi la riforma delle province che era nel programma di governo dell'intera coalizione. Per tanti un cambio nella giunta potrebbe essere la soluzione per riappacificare tutto e tutti. Fratelli d'Italia però non ci sta a fare il capro espiatorio per la bocciatura della norma sulle province e sottolinea come oltre ai malumori noti ce ne sarebbero anche altri fino ad ora non intercettati. Nell'attesa di una riproposizione della riforma sale il dibattito sulle elezioni di secondo livello. Anche dentro frange di Forza Italia, da ultimo il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, che è anche responsabile enti locali a Catania e uomo vicino all'assessore Marco Falcone, dicono sì a un voto di secondo livello senza aspettare la riforma. In questo clima Schifani ha già incontrato oltre il presidente dell'Ars Galvagno, prima il segretario della DC Toto Cuffaro, poi il fondatore di MPA Raffaele Lombardo. I due ex presidenti della regione sulle elezioni di secondo livello sono di pareri opposti. Cuffaro dice no, Lombardo dice sì. Oggi e domani dunque pausa di riflessione, incontri interni ai partiti e consultazioni informali. Da lunedì altre consultazioni di Schifani a queste ufficiali e poi si vedrà. Di certo dovrà essere un rimpasto ampiamente condiviso per farlo subito ed evitare ripercussioni in vista delle elezioni europee. Se così non dovesse essere, allora si potrebbe ancora una volta rinviare tutto all'estate, dopo che i partiti si saranno contati, anche se le elezioni europee sono abbastanza anomale e difficilmente forniscano indicazioni politiche chiare. Non ci fermiamo, torniamo tra poco con lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Palermo vince sul campo della Feral Pisalò per 2-1. Ranocchia e Soleri firmano il successo dei rosanero che fuori casa non vincevano da 4 mesi. Marco Cullà. Un'altra vittoria pesante e decisamente importante. Il Palermo sbanca Piacenza, batte la Feral Pisalò 2-1 e si avvicina al secondo posto, adesso distante 3 punti. È occupato da Cremonese e Como. Una partita che il Palermo ha vinto con carattere e intelligenza. Ha sofferto soprattutto nel primo tempo, quando ha rischiato di subire lo svantaggio un paio di volte. Ha retto e poi nella ripresa ha cambiato marcia. Ha iniziato a giocare su Ranocchia, faro della manovra, e proprio con l'ex Empoli ha trovato il vantaggio. Un primo tempo che la Feral Pisalò ha interpretato meglio, ha sfiorato il vantaggio colpendo la traversa ad evitare il peggio. Ci ha pensato anche Pigliacelli, che ha salvato lo score in ben 2 occasioni. Palermo lento e senza idee. Il tè del break fa bene però ai rosanero, che entrano in campo con un atteggiamento diverso. La squadra di Corini inizia a girare, Segre e Brunori sfiorano il vantaggio. Insigne però rischia tantissimo con questo autocolpo di testa che colpisce la traversa, e allora passa il Palermo con Ranocchia, servito da Brunori. Secondo gol consecutivo per il centrocampista rosanero, che esulta sotto la curva dei 2500 tifosi palermitani. Cambi, Corini mette dentro Coulibaly e Soleri, e proprio l'attaccante subentrato di testa fa 2-0. Nel finale la Feralpi accorcia con Dubiskas, ma finisce così 1-2 e 3 punti d'oro per il Palermo. Il Catania insegue la vittoria che manca da quasi un mese. Avversario degli etnei domani al Massimino sarà la Casertana. Marco Carli.
Il Catania torna al Massimino e prova a mettersi tutto alle spalle. La vittoria che manca da quasi un mese, il gioco che non decolla, gli infortuni, quella sensazione di cantiere sempre aperto che è una diretta conseguenza dei tanti cambiamenti e anche quel pizzico di sfortuna che accompagna sempre i periodi no. La Casertana arriva alla sfida reduce da un periodo complicato, proprio come gli etnei, ed è anche in emergenza. Sembra l'avversario giusto per provare a riacquistare un po' di fiducia, complici alcuni ritorni in gruppo, Di Carmine e Furlan a disposizione, Peralta pronto a partire dall'inizio e uno Sturaro in più. Sturaro, Furlan e Di Carmine sono a disposizione. Valuteremo domattina in quali modi, in quali tempi. Castellini dopo Picerno ha parlato di paura, di difficoltà nel fare 2 o 3 passaggi di fila, un male antico che affligge quando i risultati non danno sicurezza, quella che cerca Lucarelli da alcuni interpreti. La sofferenza nostra nasce da questo, oltre che il fatto che ognuno di noi si porta dentro un dispiacere quando non si vince le partite o quando non si riesce a fare il risultato, cioè il dispiacere non è solo dei nostri tifosi o il dispiacere della società, il dispiacere dello staff tecnico. Ci sono delle squadre che sono riuscite in 20 giorni nel periodo dei playoff a fare quello che non sono riuscite a fare in 10 mesi di campionato. Perché mi devo arrendere? Perché devo pensare di sfasciare tutto? Catania-Casertana sarà come sempre seguita da Telecolor, collegamenti con lo stadio, commenti da studio in 3 ore live che si concluderanno con le interviste del post-gara. Il Messina è impegnato domani pomeriggio ad Avellino contro la terza forza del campionato di Serie C. Giallorossi in serie utile da 4 giornate con 3 vittorie e un pareggio. Sergio Colosi. 3 campane in 8 giorni per il Messina che punta a consolidare il vantaggio di 6 lunghezze dalla zona play-out. Non sarà facile perché la squadra di Modica è ospite domani dell'Avellino, mercoledì prossimo riceverà al Francoscoglio il Sorrento e domenica 18 trasferta a Giugliano. 3 formazioni tra ambizioni di primato e play-off che occupano la prima metà della classifica. Si comincia domani contro l'Avellino che non ha ancora perso le speranze di agganciare la vetta. Il buon momento dei giallorossi e le difficoltà degli irpini al Partenio Lombardi danno speranze al Messina che altrimenti sarebbe chiuso dal pronostico contro un avversario forte in tutti i reparti. Per entrambe 10 punti nelle ultime 5 giornate. Nel girone di ritorno hanno fatto meglio soltanto Benevento e Sorrento con 13, Picerno con 11. Le assenze complicano le prospettive del Messina. Fuori salvo per 3 giornate di squalifiche e Polito infortunato. Progressi per Pacciardi. Conferma per il giovane Dumbravano al centro della difesa. Tra le notizie positive rientri di Fumagalli e Ortisi e il recupero di Emmausso. A centrocampo Firenze cerca un posto da titolare, ma difficile accomodare in panchina uno tra Franco e Frisenna. I precedenti favorevoli all'Avellino con 9 successi in 17 incontri e il gemellaggio tra le 2 tifoserie completano i temi della sfida in Campania. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.